Parlatini, oggi c'è stata molti alti e bassi della tua squadra, comunque sono arrivati 2 punti d'oro contro una squadra che sta lottando con voi per arrivare a metà classifica, quindi sono 2 punti che valgono oro. Sì, loro sono un po' più indietro di noi, stanno cercando di uscire dalla zona rossa e è una squadra che ha molta grinta, difendono tantissimo, hanno delle attaccanti belle, battono, hanno alcune battitrici che battono veramente bene, quindi è una squadra che temavamo prima di giocare, ma soprattutto con qualche problema di organico adesso e dopo 55 giorni di ferma diventa difficile comunque trovare un ritmo costante per tutta la gara. Noi oggi abbiamo fatto belle cose in tanti momenti della gara, peccato che abbiamo spento la luce in altre situazioni e questa cosa ci ha portato al quinto set a giocarcelo fino alla fine. Parlando proprio di questo, voi avete fatto un primo set dove avete praticamente dominato prendendo un più 13. È stato forse un po' di illusione e dopo c'è stato forse un po' di paura per il secondo, terzo, quarto e successivo quinto? Ma paura, lì entrare nella testa di chi gioca non è mai semplice. Noi non abbiamo avuto continuità. Se quando giochi una partita inizi a guardare troppo a sono avanti, sono indietro, che cosa succede se non esprimi più il gioco che puoi mettere in campo, devi andare su ogni azione e impostare il gioco spingendo a 1000 su tutte le azioni che fai. Quello è l'obiettivo. Poi in tante situazioni succede che hai dei cali. Oggi noi li abbiamo avuti, li abbiamo pagati cari, bravi a portarci a casa una partita che era partita benissimo, poi si era complicata. La prossima giornata sarà contro Bedisole, che all'andata avete battuto per 3-1. Loro sono una squadra che, tra tutte quelle che state lottando, sono quelle che probabilmente saranno negli ultimi posti, quindi possono essere quelle, essendo molto giovani, possono essere quelle che possono mettervi il bastone tra le ruote, diciamo. Ma le squadre giovani hanno sempre la caratteristica che quando vedono che l'avversario le lascia giocare e sentono che ce la possono fare diventano scomode, quindi starà a noi imporre il ritmo. Se imponiamo il ritmo le teniamo sotto e gli facciamo crollare le sicurezze. Se invece le facciamo giocare e quelle sicurezze le acquistano, sarà una partita difficile. Guarda, un'ultima domanda proprio fuori programma, ma visto che tu hai parlato 55 giorni che non si giocava, questo Covid che è un, passami il termine, bastardo dentro, che ci sono dei momenti che la partita sembra giocarsi e poi all'ultimo te la cancellano, quanto a livello morale è duro per una squadra, una giocatrice, un allenatore che hai speso magari una settimana per lavorarci deciso su quella partita e dover resettare e cambiare per la prossima? Non è sicuramente facile, chi riesce a gestire meglio quei momenti poi va in campo più preparato. Sappiamo che la situazione è questa, quindi le incognite adesso sono ancora di più, puoi avere un infortunio ma puoi prendere il Covid e quindi quella partita non si gioca e non solo tu, magari sono gli avversari che hanno quella situazione. Con Argentario a noi è successo quello, eravamo pronti a giocare e ci siamo fermati perché il Covid l'avevano preso loro. È una cosa che non puoi controllare e tu devi prepararti al meglio e poi stare lì. Bene, grazie Luca, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a te.